Signore e signori, innanzitutto vorrei scusarmi se ci sarà qualche disagio. Noi siamo stati travolti dalle richieste delle presenze e l'effetto Barbero che si è scatenato in tutta la sua vigore. Abbiamo aperto una sala di sopra con uno schermo e abbiamo ricevuto più di 300 richieste di presenza, il che supera la capienza della sala e anche i limiti di sicurezza. Ripeto, l'effetto Barbero è stato sconvolgente. Bene, signore e signori, innanzitutto benvenuti. L'Ateneo Veneto celebra oggi, nell'antica scuola di San Fantin, il suo 206esimo anno accademico di attività. In questa stessa sala, in questa dove ci troviamo, grandi personalità delle scienze, delle lettere, delle arti, hanno solennemente ripetuto per centinaia di volte l'annuncio dell'apertura di un ulteriore anno di civile impegno del nostro istituto al servizio della comunità. Lo facciamo anche quest'anno, alla presenza dei presidenti miei predecessori, dei soci, degli amici e dei sostenitori dell'Ateneo. Ma lo facciamo anche con il conforto delle autorevoli presenze delle istituzioni e dei tanti responsabili del mondo della cultura, dell'economia e dell'intera società civile di questa città e del suo entroterra. Siamo molto lieti e onorati della presenza del vice sindaco del Comune di Venezia, Luciana Colle, e in rappresentanza del Presidente della Regione e dell'assessore alla cultura Cristiano Corazzon. L'Ateneo è impegnato ad avere rapporti sempre più intensi e costruttivi con entrambe le istituzioni che voi rappresentate, che sono la più autorevole espressione democratica della nostra comunità. Siamo altresì felici della vicinanza che ci viene offerta dalla partecipazione di tanti responsabili di prestigiosi enti e istituzioni culturali veneziane. L'Università di Ca' Foscari, con la presenza del rettore Michele Bugliesi. Siccome il rettore Bugliesi sbaglia i nomi, è evidentemente contagiosa questa cosa. No, io non sbaglio il nome. La Biennale con il suo presidente Paolo Baratta, la Fondazione Querini con il suo presidente Marino Cortese, la Fondazione Bevilacqua con Bruno Bernardi e molti altri. E inoltre il rappresentante della Corte d'Appello, che saluto e ringrazio, le autorità militari, che ringrazio di essere qui, il corpo consolare e le istituzioni culturali straniere che sono attive a Venezia, di cui ogni tanto ci dimentichiamo, la Venice International University, che ringrazio di essere qui, la Warwick University, il Centro di Studi Tedesco, di Studi Veneziani. E vorrei anche salutare, diciamo, una nuova voce di venezianità, se mi è possibile dire così, all'interno delle nostre istituzioni nazionali, l'onorevole Nicola Pellicani, recentemente eletto al Parlamento della nostra Repubblica. Permettetevi infine, poi chiudo assolutamente con i saluti, di rivolgere un saluto grato al Comitato di Presidenza che mi assiste con passione e impegno nei miei compiti e al personale tutto dell'Ateneo che, ottimamente coordinato dal segretario accademico Giorgio Crovato, svolge un lavoro di eccellente qualità al servizio della nostra istituzione. Signore e signori, siamo consapevoli che l'anno accademico in corso si svolge in un contesto generale di mutamento epocale che induce in tutti noi sentimenti di incertezza e di inquietudine. Viviamo trasformazioni profonde e rapide che coinvolgono tutte le dimensioni della nostra vita collettiva, la politica, l'economia, la cultura e perfino il nostro modo di vivere il presente e di concepire il futuro. È un processo che coinvolge la nostra città, la nostra regione, il nostro paese e l'Europa tutta a cui noi siamo irreversibilmente legati. L'Ateneo è consapevole che non può influire sulle forze profonde che sono la base dei cambiamenti in atto. Come sappiamo sono forze potenti e oramai globalizzate su scala planetaria. Ma l'Ateneo con le sue attività e le sue iniziative, che come sapete per istituto sono aperte e gratuite a tutti, ha l'aspirazione di favorire una maggiore comprensione di quanto avviene attorno a noi e una più attenta consapevolezza del momento storico che noi attraversiamo. E lo fa attraverso le due dimensioni storiche e tradizionali della sua azione. La prima volgendo lo sguardo al passato, mantenendo la memoria storica della venezianità in tutte le sue espressioni,
attraverso i nostri corsi di storia veneta, di storia dell'arte, storia della medicina, attraverso le celebrazioni, le nostre storiche ricorrenze e le innumerevoli iniziative che arricchiscono in maniera che appare inesauribile le conoscenze di un patrimonio culturale unico e irripetibile. La seconda dimensione si rivolge al mondo che ci circonda e a quello più vicino ma anche a quello più lontano. E sotto questo profilo, in questo anno accademico, approfondiremo la storica apertura della nostra istituzione nei confronti della città, nei confronti dei suoi problemi. Noi crediamo nella collaborazione fra le istituzioni e la società civile in tutte le sue manifestazioni di vitalità e ambiamo ad essere la casa naturale di tutti coloro che agiscono per Venezia e che credono che a Venezia abbia un futuro. Nel corso del corrente anno accademico, anche sotto questo profilo, avvieremo un ciclo di incontri sui grandi temi del presente, con personalità di grande rilievo. L'intento è quello di cercare e creare occasioni di qualità che stimolino un dibattito positivo e costruttivo. Per i giovani, grandi assenti, non solo in Ateneo, fra pochi giorni, il 19 aprile, porteremo in questa stessa sala i grandi campioni italiani degli sport invernali che hanno vinto medaglie alle recenti Olimpiadi di Corea. Sarà un modo, speriamo, di offrire ai più giovani un'occasione per conoscere e per incontrare il nostro istituto. Allargando lo sguardo un po' più in là, verso il mondo, il prossimo 23 maggio, quindi fra poche settimane, l'Ateneo ospiterà in queste stesse sale un incontro internazionale di alto livello, il Forum Economico Ambientale dell'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, che annovera 57 paesi. Di quest'anno l'Italia ha assunto la presidenza. Noi speriamo sia l'avvio di una consuetudine di incontri internazionali di alto livello, per i quali la nostra città ha una sua naturale ma poco esplorata vocazione. È anche l'anno in cui avvieremo una serie di interventi per rendere più sicura e più confortevole la nostra sede, attraverso miglioramenti delle sue strutture, iniziando con un intervento che darà il segno visibile del cambiamento, l'illuminazione della facciata esterna della nostra scuola che si affaccia in campo San Fantino. Tutto questo comporta anche una rivisitazione del nostro modo di comunicare con i soci, con la città e con il mondo. Presenteremo a breve alla stampa e ai nostri soci una nuova strategia di comunicazione, con la quale ci proponiamo di aggiornare in profondità la percezione esterna di cui gode la nostra istituzione. Signori e signore, questo e altro noi faremo nel corso di questo anno accademico che ci accingiamo ad aprire. Lo faremo con la necessaria umiltà che caratterizza l'Ateneo, ma lo faremo anche con la salda convinzione della necessità di fornire alla nostra comunità riferimenti culturali e servizi sempre più in linea con i tempi. Io vi ringrazio per la vostra presenza e vi ringrazio per condividere questo momento importante della vita della nostra istituzione. Permettetemi adesso di passare a un momento importante della vita della nostra istituzione. Voi sapete che le istituzioni si rinnovano necessariamente. Ecco, oggi noi vogliamo salutare e presentare formalmente i nuovi soci dell'Ateneo Veneto e conferiremo loro un diploma e una medaglia del nostro istituto che il nostro socio e artista, il maestro Gianni Ericò, ha composto e compone, di cui vedete sul pianoforte la matrice in bronzo. Prego quindi i nuovi soci di salire sul palco per questa breve cerimonia. Sì, vai. Chi sono i soci dell'Ateneo? Domanda che può sembrare esistenziale, ma io vi dirò chi sono i soci a norma dello Statuto. Ecco, i soci dell'Ateneo sono un numero fisso di persone, i soci ordinari sono un numero fisso di 300,
e possono essere eletti i soci che si distinguano quali cultori delle scienze, delle lettere e delle arti e tutti coloro che, operando in un campo della vita sociale, contribuiscono con il valore del loro ingegno e l'autorità della loro opera al perseguimento degli scopi che l'Ateneo si propone. I soci che noi oggi presentiamo possiedono tutte queste qualità e hanno superato gli adempimenti formali che il nostro statuto prevede. Procedo quindi alla presentazione dei soci e al conferimento loro del diploma e della medaglia di socio dell'Ateneo Veneto. E allora cominciamo per rigoroso ordine alfabetico. Martina Cavallarin. Giorgio Cicchellero Fracca. Igor Cognolato. Gino Gerosa, che temo non sia tra i presenti. Allora, Mauro Marzo. Guido Moltedo. Antonella Panni. Riccardo Savio. Luigi Sperti. Lucio Sponza. E Pasquale Ventrice. Un momento per una foto tutti insieme anche. Se potete. Bisognava. Ormai non è venuto.